Signora Rosina, cosa stiamo preparando in diretta? Sto preparando i frittelle con la zucca gialla. Gli ingredienti sono farina, zucca, un uovo, lievito madre, un po' d'ovella. E noi siamo nella fase finale della ricetta che vi renderemo visibile tra qualche ora nella pagina di Bella Sicilia, ma nel frattempo L'ho messa a lievitare per 3 ore. cosa le ricorda questa ricetta? Mi ricorda la contentezza di quando eravamo ragazzini. Quando eravamo ragazzini eravamo tutti contenti. Se veniva qualche ragazzina a casa, preparavamo una ricetta. Facevamo tante cosine assieme. Andavamo a raccogliere le violette. Si era felici con poco. Sì, era felice con poco. L'unica ricetta che eravamo felici era la pasta con il latte, che era una cosa semplice. La pasta con il latte. Con il latte che la faceva mia mamma. Pasta con il latte. Signora Rosina, davvero una miniera di saperi, di conoscenze, di tradizioni. Ed oggi felici di rincontrarla per questo nuovo video. Anche a me, anche io sono felice. Anche io sono felice. Ed ora un po' di zucchero. Un po' di zucchero. Ancora io. E restiamo in vostra compagnia ancora qualche secondo. Salutiamo Aldo Galati, Mario, Giuseppe, Giulia. Aldo Garate, tutte le persone che si stanno... Tutte quelle che mi guardano di Bella Sicilia, vi ringrazio a tutti. Ciao Bella Sicilia, sono Rosina. Ricordatevi che vi faccio tante ricette. E poc'anzi ha cantato anche una canzone col suo nome. Nonna Rosina, com'era? La vogliamo ripetere in diretta? In cucina cucinava mamma Rosa, canticchiava, bella mia lasciami stare, che io c'ho tanto da fare. Presidente della Proloco di Sinagra. Lasciami stare, che io ho tanto da fare. Abbiamo una grande risorsa, E si torna in... La signora Rosina è un bene immateriale e quanto prima faremo una pratica proprio per inserirla nell'UNESCO. E sono le giornate da capolavoro, dove tutti gli ingredienti sono al posto giusto, non soltanto quelli alimentari, ma anche gli elementi che compongono la grande emozione che attraversa corpo, mente e cuore. Queste sono ricette semplici, ricette naturali dell'orto. E la semplicità è alla base del passato. E cosa scrivete alla signora Rosina? Vedremo di leggere i vostri pensieri. Mentre la ricetta sta per essere ultimata. E come dicevamo, tra poco tutti i passaggi. Assolutamente, assolutamente. Si metta là un attimo per il saluto in diretta e i video continuano, perché ci saranno anche tante altre sorprese. Tra poco l'assaggio e la preparazione. Complimenti! Vuole salutare tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV. Grazie, saluto a tutti belli miei. Ascoltatemi, guardatemi sempre, ricordatevi di rinnovare queste ricette. Esatto. Ragazze, preparate ricette, inventate. Ha detto una parola bellissima. Rinnovatele queste ricette, riprendetele, ricordatele per sempre. Non dimenticate andare a quel pranzetto preparato, preparate voi in casa, preparate.
e canticchiate. E allora vi mettete vicino alla... Mettetevi là, sì, assolutamente. Presidente della Proloco di Sinagre, signora Rosina, vicino al camino, per chiudere questo breve video e continuare la nostra attività di veicolo dei migliori momenti della nostra terra, dei momenti che toccano il cuore. E solo una breve anticipazione, questo è il luogo protagonista scenario del contesto odierno. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia che hanno guardato il video insieme a noi ed un caro saluto da Sinagra. Ora le dobbiamo assaggiare. Adriana, guarda, anche la tovaglia fatta in casa. Fantastico. La Tovaglia l'ho fatta io. ha fatto un tenadilino che si coltivava a Sinagra. Sì. C'è tutto qua, tutto al naturale. La tradizione è presente centimetro per centimetro in qualsiasi cosa noi oggi Adesso volgiamo lo sguardo. assaggiamo queste frittelle che saranno buonissime. E allora, dopo il primo morso, un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e preparatele anche voi queste ricette. Amici di Bella Sicilia, vi saluto a tutti, preparatele le ricette, preparate anche voi, sapete, sono buonissime. Ora, il risultato ve lo dice Speciale, la speciale. Presidente. Speciale. Ora, Presidente, allora speciale. Speciale come i sapori, come il contesto odierno e come la signora Rosina. Complimenti, un caro saluto e alla prossima.